bravi per esservi svegliati presto la domenica mattina, è già una conquista della democrazia, segno che c'è fame di conoscenza ed è sempre una buona cosa. Io non parlerò da là perché mi disturba lo spazio vuoto, sono agorafobico e mi piace più il contatto, per cui ogni tanto faccio la spola semplicemente per girare la diapositiva. Siete seduti in un luogo molto importante per quanto riguarda la, chiamiamola così, partecipazione democratica, non tanto perché questa sia la sala consiliare, che è già comunque un elemento di partecipazione democratica, quanto piuttosto per il fatto che in questo luogo si riuniva l'arengo antico della città, della mitica comunità di San Daniele, un arengo che in presenza del vicario patriarcale, che fu appunto Guarnero d'Atene, colui che permise la raccolta dei manoscritti, e alcuni di questi saranno argomento della nostra discussione, di fronte al vicario patriarcale, quindi di fronte al rappresentante di un principato feudale, di fatto, faceva valere tale arengo le necessità, le volontà, le esigenze di una comunità. Il vicario patriarcale che tra l'altro aveva già una Costituzione alla quale fare riferimento, la Costituzione Patrie Fori Iuri, che non può sicuramente essere definita una Costituzione come noi la intendiamo, però era comunque un'importante, forte limitazione del suo potere, essendo una Costituzione scritta e datata 1366, cosa che non è da poco, redatta e trascritta poi dai competenti cancellieri del patriarca Marquardo di Rande. Questo semplicemente per dare due o tre paletti e cercare di capire in che tipo di contesto, in che tipo di situazione ci troviamo noi oggi. Intanto entriamo nella biblioteca di un umanista, perché tale ovviamente fu Guarnero. Per coloro che non conoscono i suoi limiti cronologici, 1410 circa, e non siamo sicuri della data della sua nascita, 1466. Quindi una vita che coincide di fatto nei suoi appetiti culturali, nella sua capacità di ricerca, nella sua volontà, nel suo amore, nella sua passione per la conoscenza, con il fiorire dell'umanesimo. E non è elemento casuale ed indifferente questo, perché l'umanesimo ha come elemento fondamentale la riscoperta, la rivalorizzazione di tutto quell'immenso patrimonio del mondo classico tornava ad esplicitare, tornava a donare al mondo, prima di tutto all'Italia e poi ovviamente anche al resto dell'Europa, dopo un millennio medievale che non rappresentò sicuramente un elemento di chiusura, di cecità e di oscurità, però insomma interpretava simbolicamente, rileggeva, ridigeriva in qualche modo quei parametri culturali che invece gli umanisti volevano recuperare nella loro integrezza e nella loro bellezza. All'interno di tale scoperta culturale l'elemento giuridico, cioè la riflessione sulla legge, la riflessione sulle norme scritte, sui patti tra le persone, sulle costituzioni, cioè su quello che gli umanisti amavano definire il senso stesso della polis greca, così come nacque, così come si sviluppò, fu uno dei dibattiti chiaramente più importanti, uno dei dibattiti più accesi e più interessanti della stagione umanistica, perché gli umanisti si consideravano abitanti e cittadini del consorzio ideale, la città ideale, dove ognuno avrebbe potuto dare il suo contributo per il bene comune, per la res publica, che sono termini che vengono utilizzati ovviamente non a caso. Il contributo di rappresentanza, la bella manifestazione che il Comitato ha organizzato quest'anno punta proprio sui significati e sulla pregnanza del concetto di rappresentanza. Gli umanisti avevano ben chiaro il concetto che non c'era democrazia nel senso di potere del popolo, ovviamente parentesi bisogna capire che cosa si intendesse per popolo ovviamente, no? Ma non c'era democrazia se non ci fosse stata rappresentanza, e quando c'è rappresentanza c'è sempre dialettica,
c'è sempre scontro ideale, c'è sempre proposizione di idee, c'è sempre dibattito e dal dibattito nasce ovviamente la cultura. Io ho iniziato con una copertina che ritrae uno degli incunaboli più belli presenti qui in biblioteca ed è appunto il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Allora, un incunabolo, sapete bene tutti, è quell'elemento transitorio, quell'inedito che segna il passaggio tra il manoscritto e il libro a stampa. Il fatto che esista un repertorio così importante, una testimonianza così importante in questa splendida biblioteca è comunque un input curioso per una giornata come questa, per un simposio, per un incontro come questo. Se non altro perché siamo intorno al 1490, la capacità del miniaturista che insiste sulla stampa e che si inventa in qualche modo l'immagine di Giustiniano che sta dettando ai suoi cancellieri, ai suoi chierici, ai suoi dotti, sta dettando il compendio universale del diritto, mi sembra particolarmente pregnante, particolarmente significativo. È un elemento di impatto figurativo e simbolico fortissimo. L'imperatore, non è più il comandante militare, come lo era ai tempi della Prima Repubblica, ma non è la Prima Repubblica romana, ovviamente, ma non è nemmeno il princeps senatus, non è più il principe del Senato, colui che si può arrogare anche il ghiribizzo di nominare senatore un cavallo, come fece Caligola, e non perché era pazzo, ma perché voleva dimostrare che il Senato non c'entrava proprio per niente, no? Oggi si giunge ad un dibattito in cui il Senato probabilmente verrà messo tra parentesi senza nemmeno nominare i cavalli di senatori, però insomma è un dibattito sul quale si può. Ma il princeps è colui che si rende conto che è necessario dettare il compendio della legge, all'interno della quale lui stesso si riconosce parte, si riconosce elemento fondamentale. È straordinariamente simile ad alcune miniature che nei codici medievali, per esempio, ritraggono il trittico tra il Cristo posto sulla croce e le pie donne ai suoi lati. No? C'è il bellissimo breviario parmense presente qui, non vi ho messo l'immagine perché non ci ho pensato, mi è venuto in mente adesso, però è una straordinaria rilettura della sacralità in ambito civile. Non c'è più il Cristo sulla croce con le pie donne al lato, ma c'è il corpus iuris civilis, cioè la legge, e questo è estremamente interessante. Sono 1490, ma cominciamo a vedere i primi documenti che ho provato un poco così a collazionare. Allora, questo è il manoscritto 100, manoscritto numero 100, non è un bel manoscritto. I manoscritti che generalmente facciamo vedere nella sala consiliare, quando il dottor Barattini, che è esperto, ha retto queste aule per molti anni, sa benissimo che i manoscritti che si fanno vedere nella sala consiliare sono i manoscritti più belli, quelli esaurati, quelli con le lettere d'oro zecchino, con le miniature più referenti. Questo non porta nessun ornamento, però è un manoscritto importantissimo, preziosissimo. Intanto nella rubrica in alto vedete che c'è scritto Eschines Oratio adversus Demostenes, quindi è l'orazione di Eschine, no? Contro Demostene a Leonardo Aretino in latino conversa, tradotta in latino da Leonardo Aretino. Allora, ci sono alcuni elementi di fondamentale importanza. Primo, c'è la necessità, si sente nell'umanesimo la necessità importante di tradurre dal greco in latino un enorme patrimonio. Quel patrimonio che anche durante il millennio medievale raramente è raggiunto in Europa, dove il greco viene quasi totalmente dimenticato. Questo manoscritto è degli anni 60 del 1400, quindi poco prima che Guarnelio morisse.
è presente già nel cosiddetto inventario del 1461. Costantinopoli è appena caduta, 1453. I grandi intellettuali di Costantinopoli, quindi parlanti la lingua greca, sono arrivati in Occidente e hanno portato con loro non soltanto l'idioma, ma anche una massa di documenti straordinaria, importantissima, che stimola e spinge alla traduzione in lingua latina, che è un po' la lingua veicolare dell'Occidente dei dotti, dell'Occidente dei colti. Si sceglie come traduttore Leonardo Aretino, che è Leonardo Bruni. È Leonardo Bruni, il professore Fiorentino sa che la figura del cancelliere della Repubblica di Firenze è una delle figure più importanti dell'umanesimo italiano, perché dà dimostrazione concreta, veridica, forte, che la cultura non può essere la torre d'avorio, come si suol dire, splendida e meravigliosa, dentro la quale ci si ritrova per parlare tra iniziati, per godere delle proprie parole, per dire quanto è bello conoscere, dimenticandosi di tutto ciò che si agita al di fuori di questa torre. La cultura non è il monastero chiuso all'interno del quale la preghiera diventa veicolo tra l'uomo e Dio, ma non è neanche lo studiolo dell'intellettuale del 1300 o dell'umanista dell'inizio del 1400, dove tutto diventa un gioco di specchi e di elucubrazioni. Cultura significa cultura operativa, e questo è bellissimo. Vuol dire dotarsi di quegli strumenti che debbano e possano essere utilizzati per la civitas, per la polis, come si diceva prima, cioè per tutti coloro che hanno bisogno di riconoscersi nel senso della libertà. E chi meglio di un cancelliere di una piccola ma importantissima repubblica come la Repubblica di Firenze poteva in qualche modo trarre dai codici antichi, dagli oratori greci classici antichi, questo senso di sapienza e di verità. Leonardo Bruni cancelliere sarebbe come dire primo ministro di uno Stato, piccolo ma potentissimo, perché Firenze ancora gestiva le finanze di mezza Europa e voleva come cancelliere, quindi diciamo come primo ministro, eletto attraverso ballottaggi di cui abbiamo contezza a Palazzo Vecchio, attraverso sistemi di controllo, di schede, no? Doveva garantire l'espressione democratica, la rappresentanza democratica della Repubblica. Aveva come maestro Coluccio Salutati, altro importantissimo umanista, che non soltanto frequentava le biblioteche e le vie dell'Europa, ma ovviamente anche conosceva la legge, il diritto, l'amministrazione. Di che cosa si discute? Nelle prime righe, non le vedete benissimo purtroppo, ma nelle prime righe c'è un'informazione e una considerazione estremamente interessante. Ve la leggo in latino, sono poche parole perché il latino è bello. Poi ovviamente la traduciamo subito, non servirebbe nemmeno, ma il latino è bello da sentire. Ego autem confisus nemo primum diis secundum legibus nobis persuadens mihi. Io sono assolutamente convinto che nessuno mi potrà mai convincere che la legge degli dei sia superiore alla legge degli uomini. È un'espressione lapidaria fondamentale, è un passaggio epocale rispetto al Medioevo. Ius et fas. Fas è la legge di Dio, è indiscutibile, proviene dall'alto e cala sugli uomini. Tutti devono uniformarsi, non c'è possibilità assolutamente di dibattito, non c'è rappresentanza, nessuno è rappresentante di Dio, l'Italia ma non rappresentante, e ciò che è scritto è scritto. Ma qui Leonardo Bruni, che legge Demostene, sa, sente, assapora il concetto della libertà. Noi siamo uomini, il nostro è lo ius, è il dibattito, è la dialettica, è la necessità di scontrarci. Ci arrabbiamo, si arrabbiavano gli umanisti tra di loro, facevano delle dispute, delle risse incredibili, pareva che si ammazzassero dalle proprie. Poi si trovavano dal trippaio del Porcellino a Firenze a brindare con un buon Chianti magari alla fine della giornata di dispute dottrinali, perché quella è la sensazione della libertà.
ed è un'affermazione importante che mi piaceva sottolineare. Quantum valetur esse iura et leges, e dobbiamo essere anche consapevoli di quanto valgono i diritti e le leggi. Togliamo la legge, togliamo il diritto e la civiltà, dice Leonardo Bruni, si affloscia, crolla, cade come un'impalcatura priva di senso e priva di valore. Subito Cicerone. Allora, questo codice, il codice 58, è un codice invece molto bello, non ha nessuna iniziale particolarmente strutturata, particolarmente preziosa, però è di mano di un fuoriclasse tra i copisti, Giovan Battista da Cingoli, che fu uno dei più bravi scrittori nelle officine librarie che Guarnerio utilizzò. Era anche uno scrittore ovviamente molto costoso, proprio perché era un fuoriclasse, e Guarnerio se lo poté permettere solo in quanto vicario del patriarca, no? Essendo vicario del patriarca poteva commissionare alla cancelleria patriarchina qualunque cosa gli piacesse. Ho scelto due passaggi interessanti perché riguardano uno le leggi e l'altro il valore della cultura. Allora, Cicerone, nel momento in cui scrive queste orazioni contro Verre, caso esemplare importante, ha 23 anni. Non è il Cicerone famoso, importante, quello che poi si scontrerà e rimarrà sul campo per intrighi politici, no? Poi verrà ucciso, di fatto condannato a morte per le sue posizioni. Cesare vende i suoi, Pompeo fa altrettanto. Sono casi che ritornano molto spesso nella politica anche recente. E che cosa fa questo giovane avvocato di 23 anni, questore a Lilibeo in Sicilia? Oltre al fatto che scopre, peregrinando nella campagna, il sepolcro di Archimede, che non è cosa da poco, ignorato da tutti, dice, ricoperto, no, da tutta una serie di cespugli e di spine, no? Ma insomma, appena io sento i contadini che mi raccontano storie e leggende, insomma, seguo quello che mi dicono, arrivo sul sito, lo spoglio di ogni elemento che ostruisce la vista del sepolcro, vedo che c'è una sfera, vedo che c'è una piramide, vedo che c'è un triangolo, e mi ricordo di quello che si scriveva sul sepolcro di Archimede, e lo scopro, è un atteggiamento, ma soprattutto ha un atteggiamento morale fortissimo. Si rende conto che Verre, che gestisce l'intera provincia della Sicilia, è colluso, oggi diremo. Cosa strana che ogni tanto ritorna nelle argomentazioni e nel senso della libertà. Verre considera una cosa propria la terra di Sicilia, compra, vende, si fa pagare mazzette, inganna il Senato, corrompe coloro che vengono mandati da Roma, è l'uomo più potente del momento. Cicerone ha 23 anni e lo accusa davanti a tutti in curia, nella curia, 23 anni. E dice, nella prima parte si legge, nella prima carta del manoscritto, dice una cosa molto bella: io non vi chiedo di deporre e di condannare Verre perché è un assassino, perché è una belva feroce, perché è un omicida, perché ha creato lutti, pianti, cose di cui davvero, dice Cicerone, si dovrebbe compiangere il genere umano. È chiaro che fa molto più male chi uccide piuttosto che chi ruba, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, ma sarebbe troppo facile, dice Cicerone, cadere in questa sorta di scusa di rappresentanza, in questa specie di zucchero messo sopra la pillola. Troppo facile. Verre ha commesso un peccato mortale, dice, cioè che merita la morte, perché è andato contro le regole, di cui lui stesso era il tutore e il rappresentante in Sicilia. Verre ha contravvenuto quella legge di cui lui stesso avrebbe dovuto essere il custode, e questo è fatto che basterebbe per mandarlo a morte, non solo per togliergli
l'incarico di procuratore della provincia, governatore, scusate, governatore della provincia di Sicilia, ma per il fatto che lui che doveva custodire la legge se ne è fatto in realtà scherno, e soprattutto per il proprio bene personale. Ecco il senso della rappresentanza. Il fatto che Guarnerio, umanista, abbia voluto quel testo di Cicerone, le orazioni contro Verre, è significativissimo, perché sta alla base di quel pensiero, di quella rielaborazione umanistica di cui abbiamo accennato precedentemente. È colpevole davanti agli uomini, non davanti agli dei, colui che per proprio tornaconto si arricchisce dimenticandosi del bene pubblico, perché è un peccatore, direbbero poi gli esegeti medievali, nei confronti della cosa pubblica, nei confronti del bene pubblico. Ha commesso reato, dice Cicerone, e dicono gli umanisti ovviamente, nei confronti del bene pubblico. Come facciamo a rispondere a tutta questa tracotanza, si chiede il poco più che 23enne Cicerone? Come facciamo di fronte a questi signori che sono così potenti, che sono così forti? Cicerone è soltanto un avvocato, ha di fronte l'uomo più potente del momento e si chiede, e lo scrive, e Guarnerio chiede a Giovan Battista da Cingoli di ritrascriverlo utilizzando la scrittura più bella. Come facciamo a combattere contro il malcostume della politica? E dice una cosa bellissima: la conoscenza, la cultura. Io voglio imparare il greco, non lo imparo a Roma, devo andare ad Atene. Io voglio imparare la legge, non me la studio sui codici, vado dai maestri, ne vedo tanti presenti, non sa, oggi, in virtù di questa riunione. Voglio imparare la filosofia, a Socrate la devo chiedere, a Platone, se posso. È soltanto la conoscenza che ci rende liberi di fronte alla tracotanza. E io penso ai miei studenti che hanno 18-19 anni, che devono affrontare tra pochi giorni l'esame di Stato, e Cicerone aveva qualche anno poco più di loro, e spesso li vedo sonnecchianti sui libri, ma probabilmente è colpa nostra, che li rendiamo tali, perché noi ci dimentichiamo che quella materia lì è materia di democrazia comunque, si tratti di matematica o si tratti di zootecnia, è quello che diceva Cicerone, il senso della moralità della conoscenza, dell'eticità della conoscenza. È un po' per colpa loro, perché l'occhio sonnacchioso, dice per il passo più avanti Cicerone, è un occhio che indulge non alla propria pigrizia, ma alla prepotenza altrui. Assopirsi e fingere che nulla di ciò che ci circonda esista è criminale quanto coloro che compiono il delitto. Quindi sono questi due passaggi splendidi conservati nella biblioteca, i voluti chiaramente da Guarnerio. Vite di Plutarco è sempre lui, lo riconoscete dalla scrittura, è sempre Giambattista da Cingoli, sempre bellissimo. Questa volta però il manoscritto è anche uno di quei manoscritti preziosissimi, proprio perché riporta tutte iniziali esornate di questo tipo. Perché l'ho scelto questo? Perché intanto ancora una volta è un testo greco che viene tradotto in latino, quindi ancora una volta apre uno spiraglio di consapevolezza con quell'altra Europa, con quell'altro mondo che per 1000 anni era rimasto nascosto. In secondo luogo perché Plutarco è uno degli autori più belli che mai abbiano scritto qualcosa sotto il cielo della luna. Plutarco è splendido. Le vite parallele che mi scrive hanno qualche cosa a che fare con la fantascienza, nel senso che mette a confronto i grandi della storia, ma non soltanto, non perché sono stati grandi, questa è la considerazione iniziale. I grandi non sono tali perché sono grandi, ma perché hanno fatto delle cose grandi. Anche gli umili possono essere grandi, se fanno delle cose grandi. Bella considerazione iniziale. E poi perché considera tutti gli uomini grandi come coevi. Questo è straordinario. Non c'è una successione nella storia, le vite sono parallele. Che tu sia vissuto 100 anni fa, 200 anni fa, 1500 anni fa o adesso,
fai parte della res publica bonorum, ed è splendido, fai parte, appartieni alla cosa pubblica degli uomini giusti, che non hanno età e sono sempre coevi tra di loro, anche se il tempo passa tra una generazione e l'altra. Qui Plutarco sta ragionando su Bruto, colui che ha ucciso Cesare, ma non si ferma al fatto dell'uccisione di Cesare, perché va a riscoprire, in una sua ricerca appassionatissima che fa, gli antenati di Bruto, e ci parla di Giunio Bruto, antenato di Marco Bruto, e ci dice così, lo traduco subito, lo potete leggere, si legge anche quasi bene dal manoscritto. Egli, dotato di un'indole risoluta e spietata, e l'immagine che usa Plutarco è bellissima, tanto quanto il filo di una spada fulminea, ebbe l'animo a tal punto intemperante contro i tiranni che, spinto nel tempio dove essi trovarono rifugio da un impeto ribelle, portò strage ai suoi stessi figli per la libertà. Allora, il suo successore ha ucciso Cesare. Inutile ricordare il discorso di Shakespeare sul corpo morto, no? Il discorso di Antonio sul corpo morto di Cesare. Ma qua c'è tutta la grandezza che Plutarco individua e legge in un padre di famiglia esemplare. Padre di famiglia, nel mondo romano, significa che è vero, hai il diritto di vita e di morte sulla tua famiglia, ma sei responsabile della tua famiglia, sei il primo responsabile nei confronti della tua sposa e dei tuoi figli. Ed è un padre di famiglia esemplare, come Bruto non esitò un momento a passare a fil di spada i suoi stessi figli, perché la tirannia per i figli degli altri è cosa ben più difficile da accettare della salvezza dei propri. Ma sono quasi iscrizioni da inserire su tavolo di bronzo, perché se davvero quello che diceva Leonardo Bruni prima attraverso Eschi, se davvero la legge dell'uomo è da preferire a qualunque altra legge, compresa la legge di Dio, non ci può essere legge che taccia di fronte alla tirannia. E di fronte alla tirannia è necessario ribellarsi, è necessario anche prendere in pugno una spada fulminea e con questa spada portare giustizia al mondo. Sono temi che vanno dibattuti, sono temi delicatissimi, fino a quando è necessario, fino a che punto, usque tandem, diceva sempre, no? il buon Cicerone che abbiamo prima citato, fino a che punto noi possiamo tollerare la tirannia. La nostra Costituzione, che oggi avrebbe dovuto essere consegnata, ma mi pare che così non sarà, ai diciottenni, la nostra Costituzione è chiarissima, nasce da un ventennio di assopimento morale, di assopimento civico. Può usquetare, fino a che punto è necessario, è possibile sopportare la tirannide, la dittatura. La nostra Costituzione, diceva Calamandrei, l'abbiamo ricordato ai ragazzi di Coseano qualche settimana fa, è un testamento di 100.000 morti. E andate, dice, i venerabili, dove sono stati fucilati o crocifissi i padri del terreno. No? E qui troviamo il senso stesso di questa affermazione. Bruto non si ritrae da questo impegno, da questa vocazione, potremmo definirla in questi termini. E questo è carino, interessante in qualche modo, perché è tratto da Boezio, il De Consolatione Filosofie, ed è un manoscritto molto bello per la Guarneriana, è del XIII secolo. Ormai stiamo arrivando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, quindi gli autori, tra l'altro è curioso, ma gli autori più antichi si trovano nei testi più recenti, no? Perché ovviamente l'umanista va a pescare nel passato e lo trasporta, mentre invece gli autori, diciamo, cronologicamente più recenti si trovano nei testi più antichi. Questo Boezio
che è del VI secolo, si trova invece in un manoscritto del XIII secolo. È molto interessante, il manoscritto è molto bello per Garmenaceo, è molto interessante perché Boezio si pone, un po' come faceva già Cicerone prima, si pone un problema importante: che tipo di consolazione, che tipo di sostegno può venire dalla ricerca della filosofia all'uomo che è tratto in prigione? Avere dei dibattiti straordinari sulla legittimità di coloro che si trovano in stato di fermo, si trovano in carcere, a partecipare alla partecipazione alla cosa pubblica, no? Sono dibattiti che potrebbero essere di una modernità assoluta. Boezio, che è tratto in carcere, chiaramente non è tratto in carcere in maniera giusta, perché hanno fatto credere, no, al vecchio, ormai un po' andato Teodorico, che lui sta congiurando assieme ad altri intellettuali affinché arrivino i bizantini e pongano fine al regno dei Goti. Boezio, in prigione, trova ragione di questo suo stato di contenzione, trova consolazione di questo suo stato di contenzione dal fatto che il bene comunque va al di sopra delle sorti degli uomini. È consolatorio il fatto stesso che aver compiuto il proprio dovere, aver portato a termine la propria missione con consapevolezza e con chiarezza d'anima, sia già di per sé stesso un elemento consolatorio. Può succederti qualunque cosa, può accadere qualunque cosa, ma tu sei al di sopra del tempo e tale rimarrai per sempre. Tornando all'attualità o alla mia professione di insegnante, leggevo una delle tante lettere dei condannati a morte della resistenza italiana ai miei studenti, ed era di un tale signor Frittaiolo di San Daniele, il quale, avendo una sola penna ed un solo pezzo di carta e avendogli il bieco carceriere chiesto di indirizzarla ad una sola persona e non più di una, anche questo è un elemento di violenza spaventoso. Un ragazzo di 19 anni a chi scrive? Alla mamma? Al babbo? Alla sorella? Lui scrive alla fidanzata, che ha qualche anno meno di lui, 17. E che cosa le scrive? Le scrive pochissime parole. Dice: io ho immaginato tutta la mia vita al tuo fianco, tutta la mia vita al tuo fianco. Ho immaginato il colore degli occhi dei nostri figli, che non verranno mai. Ho immaginato di portarti in viaggio di nozze a Venezia. Ma queste cose non saranno mai, perché io domani vado a morire. Ma una sola cosa mi resta: la consapevolezza che il bene compiuto, quello no, non muore su quel muro. Ed è Boezio. Io non so se Frittaiolo di 19 anni, di Borgo Sacco, ha mai letto Boezio, ma è la stessa straordinaria consapevolezza. Ha vinto l'idea della partecipazione allora, perché ci ha fatto nascere la Costituzione. Ha vinto questa idea in Boezio, che verrà decapitato qualche ora dopo, non dopo aver scritto, perché il libro ovviamente lo scrisse per molto tempo, ma ha vinto l'idea di partecipare, essere consapevoli del bonum, che è il bene comune, vale molto di più della propria vita o di quella dei figli, come diceva Plutarco. E finiamo con questo bellissimo manoscritto delle Familiares di Petrarca, è il manoscritto 138, con i due bellissimi stemmi del Mancera, che era protettore di Guarnerio, e anche in questo caso Petrarca conclude con una riflessione, conclude per noi con una riflessione nelle sue epistole Familiares. Parla di patria, che è un termine abusatissimo, che è un termine veramente talmente tanto abusato da sembrare liso, da sembrare fuori ogni discussione, ma in realtà è un termine che raccoglie millenni di discussione, di dibattito, di partecipazione
come ne abbiamo visti in questi pochi minuti di chiacchierata. Che cosa dice della patria Petrarca? Cita Seneca. Seneca, che fu maestro di, non posso dire tiranno, perché quando all'esame di storia dissi Nerone era un tiranno, il professore disse, dopo un'ora di interrogazione, sarebbe stato un bel 30 e lode, ma elemento 25, perché il tiranno è una carica che Nerone non prese, ma infatti era una carica greca, quindi fece bene. Il professor Gian Vandelli mi insegnò l'umiltà e la precisione dei tempi. Però insomma, detto tra di noi, no? Nerone era un personaggino abbastanza particolare e ebbe come maestro Seneca, il quale Seneca, parlando dell'amore di patria, disse che qualunque cosa, e Petrarca lo riprende nelle Familiares, qualunque cosa accada alla patria, che vuol dire la terra dei nostri padri, la terra che hanno calpestato i nostri antenati, che calpesteranno i nostri discendenti, noi dobbiamo rimanere fedeli. Fedeltà alla patria non significa ovviamente diventare nazionalisti, non significa diventare coloro che disprezzano le patrie degli altri, significa essere fedeli ad un concetto, ad un'appartenenza che può essere difficile, che può essere combattuta, che può essere incerta, ma che vale sempre la pena di spendere, perché senza quel tipo di appartenenza, e lo dice bellissimo ed è bellissimo dirlo, noi non sumus cives, non siamo cittadini, sed inciviles, cioè rischiamo di cadere in uno stato di barbarie. Allora, questa ricognizione che abbiamo fatto su alcuni pochi codici della guarnieriana, cosa può lasciarci, se non alcune delle immagini belle che abbiamo visto assieme, la gratificazione di aver visto qualcosa di bello. Può lasciarci l'idea che qui a San Daniele, nell'ultima parte, negli anni centrali del 1400, esisteva già una forte consapevolezza nelle officine scrittorie, nei dibattiti, che la cultura, che la conoscenza, che la tradizione dei testi, del confronto, del dibattito devono insegnare ai giovani, soprattutto, che la partecipazione alla cosa pubblica ci rende cittadini. E noi non possiamo mai avere questa consapevolezza se non attraverso un processo di cultura e di conoscenza, se no veramente arriviamo alla ferilità di quelli che venivano chiamati barbari, e purtroppo di barbarie ovunque ne vengono perpetrate anche a pochi passi da noi, anche adesso, in questi stessi momenti. E allora sì alla partecipazione, sia alla conoscenza, sia alla cultura, e sia la conservazione della conoscenza, che si rende sicuramente sempre responsabili come cittadini e come uomini. Grazie.